Ciao a tutti, io sono Alessandro Azzeni e oggi vi parlerò di schinieri nuragici. Praticamente nei bronzetti e nelle statue di Monte Brama si osservano degli schinieri a protezione delle gambe. Anzitutto, cos'è uno schiniere? Uno schiniere è una protezione per le gambe utilizzata nel combattimento di epoca classica e medievale. Nel tempo lo schiniere è venuto a mancare e il suo utilizzo praticamente ormai è relegato al campo lavorativo o allo sport, soprattutto a sport da combattimento, ma anche come ad esempio nel calcio, il cosiddetto paratibia, oppure nel lavoro come viene utilizzato in giardinaggio o in ambito minerario. La cosa da dire sugli schinieri dell'antichità è che questi erano realizzati soprattutto in bronzo laminato e acciaio, un tipo di acciaio comunque lavorato mediante il battito. Gli schinieri delle statue di Monte Brama e dei bronzetti nuragici non sembrano essere realizzati in questi materiali perché non sono mai stati ritrovati. Naturalmente questo non vuol dire che questi schinieri non esistevano in quei materiali, ma probabilmente che il loro numero era talmente basso o che gli usi funerari di questa civiltà non permettevano di conservare questo tipo di oggetti e quindi a noi non sono mai pervenuti. Lo schiniere nuragico sembra presentarsi con una parte ellittica molto allungata che va a proteggere lo stinco e una parte centrale non sempre presente, tra l'altro in alcuni bronzetti sembra essere in rilievo. Questa parte centrale, per il fatto che non sia conservata in resti archeologici, ho ipotizzato che potesse essere ad esempio in osso oppure in corno o altri materiali deperibili. Un'altra ipotesi è che questa linea, questo rilievo, sia realizzato con una sottile striscia di metallo, ad esempio in bronzo, e che quindi la vera protezione venisse fornita da questo elemento centrale e che l'elemento di contorno avesse sì una funzione più o meno di contegno. L'altra cosa che si nota negli schinieri è un bordo superiore, ipotizzato da me inizialmente come un sistema per magari appenderli o per agganciarli da qualche parte oppure per bloccarli alla gamba, ma in realtà attraverso l'analisi attenta delle statue di Monte Brama si osserva proprio un altro schiniere. Quindi soprattutto nelle statue di Monte Brama e in alcuni bronzetti si osserva una protezione, diciamo quasi conica, che va dal ginocchio alla parte superiore della caviglia. Perché effettivamente con questo tipo di schiniere, essendo lo schiniere utilizzato per proteggere principalmente la tibia e il ginocchio, con questo tipo di schiniere la parte superiore, quindi il ginocchio, risultava sempre scoperta, il che era abbastanza strano. Ha quindi molto più senso pensare che sotto questa forma ellittica fosse presente un ulteriore schiniere. Gli schinieri delle statue di Monte Brama non sembrano essere realizzati in metallo perché presentano una dentatura sul bordo superiore che, se realizzata in metallo, andrebbe a segare lentamente il ginocchio di chi porta la protezione, e questa ovviamente non è un'ipotesi fattibile. Allora, basandomi su alcuni reperti micenei di protezioni organiche o tessili, quindi in lino incollato o in lino cucito, ho ipotizzato che gli schinieri dei giganti di Monte Brama e probabilmente anche di alcuni bronzetti erano realizzati in lino pressato. Come potete vedere, questo è un lino di 15 strati incollati tra loro, in cui la protezione effettiva è fatta dalla colla contenuta tra i vari strati e ovviamente anche dal fatto che questa sorta di tessitura impedisce agli oggetti di passare attraverso, e praticamente, come potete vedere, risulta un oggetto elastico. Oltretutto nelle statue di Monte Brama si osserva un dettaglio che sembra un'imbottitura che va a sovrapporsi
sopra la caviglia per non dare fastidio. Dietro ovviamente presenta un'imbottitura in feltro naturale per non dare fastidio. Sopra questa protezione, che sembra essere lo schiniere, veniva poi posto quello che vediamo in tutti i bronzetti e in tutte le statue. Quindi un'ulteriore protezione più resistente, magari proprio per il fatto che sia solo davanti in materiale, forse possiamo ipotizzare addirittura il bronzo, che proprio per la sua natura costosa venisse relegata solo alla parte veramente più esposta. In questo modo il bordo superiore che avevo prima ipotizzato viene meno, non ha più senso, perché è costituito appunto da questa nuova bordatura, la bordatura di un ulteriore schiniere in materiale deperibile posto sotto di esso. Poi sono presenti delle legature che si osservano in quasi tutti i bronzetti e anche nelle statue, che vanno a fasciare il tutto e a bloccare sia lo schiniere sia la protezione sottostante. Se avessimo ipotizzato gli schinieri dei giganti di Monte Prama in bronzo, allora avremmo dovuto anche abbassare la datazione delle statue al periodo in cui questi schinieri venivano utilizzati. Questi schinieri, diciamo, hanno una datazione che va intorno al VI secolo, si alza la datazione, più questi schinieri diventano meno anatomici e sembrano più dei coni con ben poca lavorazione. Quindi si poteva pensare che gli schinieri di Monte Prama fossero proprio degli schinieri in metallo, ma uno dei principali motivi per cui vi ho detto che questo è praticamente impossibile è il fatto che il bordo superiore sia dentellato e soprattutto perché non sono mai stati ritrovati. Difficile che in tutti i guerrieri presenti e rappresentati nella bronzistica nuragica nessuno abbia mai pensato di offrire magari una protezione come poteva essere lo schiniere in un tempio delle acque, quindi in un pozzo sacro, oppure all'interno di una tomba. L'altra ipotesi ulteriore era che questi schinieri fossero in cuoio bollito, però in questo caso non avrebbe senso questa dentellatura presente sul bordo superiore. Il cuoio bollito, come l'ottone, se viene, diciamo, dentellato, è altrettanto fastidioso, magari meno pericoloso, ma fastidioso di sicuro, rispetto ad esempio un materiale che può essere o così rigido oppure più morbido, proprio composto da strati tra loro, come dire, cuciti, e che magari presenta la dentellatura vuoi perché è cucito una sorta di disegno a zig-zag nella parte superiore, oppure perché è semplicemente il tessuto sfrangiato che forma questo disegno nel suo insieme. Queste sono le mie ipotesi sugli schinieri nuragici, spero che la mia esposizione vi sia piaciuta. Trovate ulteriori spiegazioni nel mio libro Guerrieri dei bronzetti e giganti di Monte Prama, pubblicato con la casa editrice Condages nel 2016, e questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto, noi ci ritroviamo su questo canale per ulteriori approfondimenti sulla civiltà nuragica, sulla scherma storica, sulle rievocazioni e sull'archeologia sperimentale. Un caro saluto e ciao!